Allora, intanto vorrei sottolineare, per quanto riguarda il riconoscimento del lavoro della Regione, che se noi non abbiamo presentato una proposta di legge regionale, forse è proprio perché riteniamo che quello che rientra nelle competenze della Regione si stia già facendo e quindi noi proprio su segnalazione, come dicevo prima, di chi si trova a dover affrontare i procedimenti giudiziari che ci sono adesso, segnala appunto la necessità, per rendere più efficace anche tutti i protocolli di prevenzione che ci sono adesso e che funzionano in Regione, per renderle più efficace appunto segnala la necessità di questa piccola modifica ad una norma nazionale. Approfondimenti. Allora, intanto c'è appunto una proposta di legge regionale depositata e che deve essere calendarizzata velocemente, perché è giusto che sia così, quindi ritengo che ci sia tutto il tempo in quella sede di fare approfondimenti e chiamare audizioni per appunto approfondire il tema. Io ritengo poco rispettoso del lavoro che è stato fatto in Commissione, per una volta con le tempistiche giuste, perché si sono prese, la sesta Commissione si è presa i suoi tempi, ha fatto l'illustrazione della proposta, in altra sede ha fatto le audizioni, ci sono state le audizioni, chiunque poteva, dei membri della sesta Commissione, chiedere integrazioni delle audizioni. Tutti gli auditi che lavorano nel settore hanno espresso approvazione e sostegno per questa modifica del codice penale e in seguito c'è stata la discussione e la sesta Commissione ha anche approvato in quella sede, cosa che credo sia più unica che rara, gli emendamenti necessari e siamo arrivati quindi in aula con un'approvazione praticamente all'unanimità, tranne l'astensione della collega Zilli, e quindi in quest'aula dopo si chiede di annullare completamente un percorso che ritengo sia uno dei pochi esempi di corretto percorso di lavoro di una commissione regionale. Quindi io sinceramente lo trovo poco rispettoso del lavoro della commissione e appunto del ruolo che abbiamo noi commissari in quella sede. Dico questo anche perché forse non è chiaro quello che andiamo a modificare. Adesso come funziona? Se la vittima di atti persecutori, che ricordo la legge sugli atti persecutori è una legge in vigore nel nostro ordinamento, se la vittima è un minore o un disabile si procede d'ufficio, non serve una denuncia, appena si viene a conoscenza anche attraverso la stampa di un atto che può rientrare appunto in quella fattispecie rivolto contro minori o disabili, si innesca il procedimento giudiziario e quindi noi qui con questa modifica appunto segnalata da chi poi si trova ad affrontare questi procedimenti, che forse arrivano anche quando ormai è tardi, perché quando ormai avvengono i fatti più gravi poi che emergono. Questa modifica fa sì che ci sia anche più possibilità di far emergere eventuali comportamenti atti persecutori eseguiti da minori e non sotto i 14 anni, che ovviamente non sono imputabili dal punto di vista giudiziario, ma atti eseguiti da minori che possono essere non deviati subito d'ufficio a un procedimento giudiziario, ma cercando appunto con un ammonimento di far capire la gravità dell'atto compiuto e prevenire le ulteriori atti o la reiterazione dell'atto in maniera più grave. Quindi io sinceramente poi dell'approfondimento di tutto lo spettro di quello che sta dietro al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
cioè ben venga l'approfondimento, abbiamo una legge che arriverà in commissione, alla quale, se vuole, potrà partecipare qualunque consigliere anche che non fa parte della commissione, e approfondire un tema che comunque, per quanto riguarda questa proposta di legge, che come ricordato dal consigliere Ziberna, le tempistiche per appunto avere qualche possibilità che dia un input al proseguimento dell'iter di quelle che sono già in discussione in Parlamento sono abbastanza ristrette, quindi andare a ulteriormente dilazionare i tempi e vedere scendere a zero completo la possibilità di dare questo segnale da parte della Regione, che come abbiamo detto sta già facendo il suo, lo trovo assolutamente non necessario.